La situazione in cui mi trovavo quando ho deciso di rivolgermi al centro dell'impiego era in uno stato di disoccupazione, avevo perso il lavoro e chiedendo alla NASPI mi è stato appunto chiesto di prendere appuntamento col centro dell'impiego per l'attivazione del programma GOL e per un eventuale colloquio conoscitivo per la ricerca di un'altra occupazione. L'atteggiamento positivo della lavoratrice era dettato dal fatto che aveva anche un bel curriculum vitae e aveva anche una serie di capacità ed attitudini che le consentivano di essere funzionale alle esigenze aziendali. Leroy Merlin ha 52 negozi in tutto il territorio nazionale e sicuramente abbiamo una struttura di HR molto articolata, ma essenziale è lavorare sul territorio e quindi è stato assolutamente importantissimo creare una sinergia con il Centro per l'Impiego. Il nostro punto di contatto è stata l'account manager dottoressa Fiorin, che ci ha accompagnato in questo bellissimo percorso di questo anno. Inizialmente è stato effettuato un ascolto attivo e quindi un colloquio diretto con l'HR aziendale per raccogliere le esigenze e i requisiti dei potenziali candidati, coinvolgendo però anche candidati che hanno acquisito queste competenze attraverso percorsi di politica attiva, upskilling o reskilling, e che quindi fossero pronti per poter inserirsi nel mondo del lavoro. Questa sinergia è nata con Incontra Lavoro, che ci ha visto coinvolti in 2 step. Nello step 1 vengono proposti dei laboratori esperienziali a diretto contatto con le aziende. Nello step 2 invece i ragazzi che hanno concluso il percorso di studi vengono coinvolti in una vera e propria opportunità lavorativa e quindi in un vero e proprio colloquio di lavoro. Sono stata al centro dell'impiego, ho ottenuto il voucher per fare appunto il percorso di orientamento, l'ho cominciato a fare con una società che avevo scelto, poi finito il corso di orientamento ho trovato comunque lavoro perché il centro dell'impiego ha presentato il mio CV all'azienda dove sono adesso. Abbiamo rivisto insieme il suo curriculum vitae e le abbiamo dato dei consigli pratici per evidenziare meglio quelle attitudini che potevano ovviamente consentirle anche di valutare offerte di lavoro in sinergia con il Centro per l'Impiego di Vicenza. Ho sentito di essere stata aiutata al centro dell'impiego quando mi hanno presentato un pochino più in specifico il mercato del lavoro, le offerte che c'erano in quel momento, e quando in base a quelle hanno guardato il mio curriculum e l'hanno un attimo sistemato in base alle esigenze di allora. Sicuramente il valore aggiunto è il fatto che il Centro per l'Impiego ha una banca dati che nessuno può avere e quindi un numero di candidati che abbiamo selezionato e incontrato assolutamente elevato, nonostante Leroy Merlin abbia comunque una bellissima struttura. Per secondo, ma non meno importante, è sicuramente la capacità e la professionalità che abbiamo riscontrato nel team del Centro per l'Impiego di Vicenza, che ha saputo cogliere quelle che erano le competenze e le skill che stavamo ricercando sul territorio. Un'azienda può rivolgersi al Centro per l'Impiego in quanto è un'ottima opportunità di usufruire di un servizio gratuito su vari aspetti. Inoltre le aziende che hanno più sedi lavorative dislocate sul territorio possono usufruire di un servizio presente capillarmente sul territorio. Le competenze che ho messo in atto come account manager per rapportarmi con le aziende, e in particolare in questo caso, iniziano con un rapporto diretto e una consulenza qui al Centro per l'Impiego. Quello che è importante è l'instaurazione di un rapporto diretto e un ascolto attivo di quelle che sono le esigenze dell'azienda. Ok, beh, adesso ho un'opportunità di crescita in una grande azienda e spero che vada tutto bene, quindi non dovermi più rivolgere al centro dell'impiego. Scusate, mi è venuta una battuta.